Una sanità che funzioni è un diritto inalienabile dei cittadini, direttamente collegato a quello alla salute. La sanità al sud non è cosa nuova, purtroppo non funziona nonostante l'impegno indefesso di medici e operatori che, a costo di turni estenuanti e responsabilità di non poco conto, cercano con tutti i mezzi di venire incontro ai pazienti, ma il taglio indiscriminato di fondi e l'assenza di ricambio generazionale non consentono alcun buon funzionamento, ma c'è altro su cui riflettere relativamente al via dato dall'assessore alla salute al percorso per le stabilizzazioni del personale Covid nel servizio sanitario regionale. Le strutture sanitarie dunque potranno aggiornare i propri piani del fabbisogno e individuare posti vacanti da destinare nel rispetto del limite del 50% delle complessive risorse assunzionali a quei lavoratori che hanno prestato servizio in area sanitaria, sociosanitaria e amministrativa durante l'emergenza pandemica, qualcosa che scontenterà sicuramente tanti che avrebbero chiesto regolari procedure concorsuali che consentissero a tutti la possibilità di candidarsi. E in tema di sanità scende in campo il cartello sociale della provincia di Agrigento che dice stop alla privatizzazione strisciante del servizio sanitario e convoca per martedì 16 maggio alle ore 10 nel salone dell'oratorio della chiesa del Sacro Cuore di Gesù alle Rocche una conferenza stampa per presentare la piattaforma di rivendicazioni e le relative iniziative di mobilitazione popolare messe in campo per denunciare la grave situazione in cui versa il sistema sanitario dell'isola. Il livello attuale dell'assistenza sanitaria, scrivono i membri del cartello sociale, è così basso che appare inutile fare una semplice elencazione di tutti i disservizi che lo caratterizzano, in quanto sono le scelte a monte che vanno contestate perché da queste si evince una precisa strategia che vuole ridimensionare quel sistema sanitario nazionale che garantisce a tutti il diritto alla salute e che trova la sua origine nella stessa Carta.